L'attuale edificio della chiesa di Santa Lucia di Piave, progettato nel 1874 da Giovanni Battista Meduna, venne costruito subito dopo il terremoto che aveva distrutto la precedente struttura, le cui fondamenta rimangono tratteggiate sul piazzale antistante. Nel 2007 la chiesa arcipretale venne elevata alla dignità di santuario per merito del beato Claudio Granzotto, che qui ha lasciato opere di grande pregio. Tra queste l'acquasantiera, il protiro e la statua di Santa Lucia, realizzate tra il 1928 e il 1933. Diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, ha saputo esprimere la contemplazione dell'infinita bellezza divina nell'arte della scultura, rendendola strumento privilegiato di apostolato e di evangelizzazione. Lo spazio sacro viene anticipato all'esterno da 2 leoni in marmo rosso, simboli della difesa del Vangelo e della vittoria sull'eresia. Il portale è costituito da formelle che accostano figure sacre e profane, mentre le maniglie richiamano simbologie esoteriche di notevole spessore. All'interno si viene subito attratti dalla stupefacente acquasantiera, ove un lucifero genuflesso sostiene la conchiglia su cui si erge una Madonna Immacolata in bronzo, sul cui basamento corre la scritta Ipsa conteret caput tuum. La statua di Santa Lucia, con braccia incrociate e sguardo proteso verso il cielo, ha ai lati 2 angeli che recano l'urna degli occhi e della corona del martirio. Infine, l'altare di Sant'Antonio contiene, oltre a un'altra statua di Paolo Possamai da Solighetto, un'icona di Fra Claudio. L'altare della Madonna del Rosario ha la particolarità di ospitare un bassorilievo di Domenico Rupolo da Caneva, che riproduce la nota icona della Vergine Orante bizantina di Campo San Luca, a Venezia. Sul retro del battistero spicca la tela che Renato Balsamo dipinse per la beatificazione di Fra Claudio, riproducendovi le statue di Sant'Antonio e del Cristo morto che il beato aveva donato al convento dei frati minori di Ceneda. Il presbiterio è stato decorato da Giuseppe Modolo con il martirio di Santa Lucia e con una curiosa assunzione, in cui la Madonna è accompagnata da santi e autorità locali, tra cui lo stesso Fra Claudio.